Possiamo cominciare. Allora, benvenuti di nuovo a tutti e buongiorno al relatore che è qui al mio fianco. Ricominciamo dunque dopo la doverosa e necessaria pausa del Carnevale. Partito da lontano, questo nostro viaggio si avvicina finalmente al Marco Polo veneziano. Mi piace chiamarlo residente, che rimesso piede in patria, dopo viaggi e prigionia, qui decide di fermarsi, andando ad abitare nelle case che già erano del padre e dello zio, a San Giovanni Grisostomo, e sempre qui prende moglie e mette su famiglia. E dopo essersi ancora speso per qualche decennio nell'attività a lui ben familiare e consona della mercatura, qui conclude la sua vita. Il Marco Polo cui guardiamo oggi non è dunque l'esploratore o viaggiatore che ci parla attraverso le sue memorie o taccuini di viaggio. Non seguiremo le sue orme in quelle meravigliose rappresentazioni cartografiche che già ci hanno illustrato gli amici Falchetta e Tonini, o ancora in quel mondo sfavillante di abiti e di gioielli preziosi di cui ci hanno spiegato la provenienza Luca Molà e Paola Venturelli nell'incontro precedente. Il Marco Polo di cui parliamo oggi è l'uomo che affida alla scrittura le decisioni e le scelte della sua vita in relazione ai suoi affari, alle sue case, alla sua famiglia, a quella vasta rete di discendenti e collaterali, figlie e cugini, generi e nuore, nipoti, maschi e femmine, molte monacate, che ricorreranno anche alle aule dei tribunali veneziani per spartirsi rudemente la sostanziosa eredità tra litigi, denunce e sentenze. Per affrontare allora questi ultimi decenni della sua vita di residente in Venezia, decenni in relazione ai quali la bibliografia esistente lamenta ampiamente l'estrema scarsità delle fonti, aggiungo, usandole talvolta anche malamente. Andiamo dunque a leggere i documenti. Tutti i documenti, coevi o anche più tardi, rintracciati tra le pergamene e i protocolli dei notai, i registri di cancellieri e i segretari e nelle mariegole delle scuole grandi veneziane. Quei documenti che a tutt'oggi è stato possibile individuare nei principali istituti di conservazione, in primis veneziani, e poi allargando il raggio d'azione anche altrove in Italia, e che sono andati a comporre il codice diplomatico poliano 1280-1388. Parlo di un progetto scientifico a vocazione internazionale che, a mio avviso, si pone tra i più importanti e ambiziosi contributi messi in campo per onorare la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. Un progetto che si è avvalso di un'autorevole squadra di studiosi medievisti provenienti dal mondo degli archivi e delle università. Realizzato su iniziativa dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Venezia e la Biblioteca Nazionale Marciana, è coordinato dal nostro uomo, che ringrazio con particolare affetto, il professor Andrea Nanetti, docente presso la Nanyang Technological University di Singapore ed esperto riconosciuto a livello internazionale di Digital Humanities, con competenze che spaziano dalle scienze umanistiche, e in quelle mi riconosco,
Poi ci addentriamo in tutt'altro campo, le scienze matematiche, fisiche e computazionali. Il lavoro per realizzare il codice diplomatico poliano, avviato nell'aprile del 2019 e concluso, possiamo dire, pochi giorni fa, nel gennaio del 2024, si è svolto secondo queste modalità. Si è partiti dalle fonti già note, pubblicate comunque in tempi, modalità e contesti diversi. Si sono acquisiti i documenti inediti, portati alla luce via via nel corso degli ultimi decenni di ricerca. Si sono riunite e composte in un unico quadro le diverse tessere del mosaico poliano, appunto queste testimonianze di notai, segretari e cancellieri, che uniformate in uno standard editoriale unificato saranno presto a disposizione degli studiosi di tutto il mondo. Non solo, documento per documento si è provveduto a fornire la riproduzione fotografica multispettrale, che consente di leggere anche laddove il documento è danneggiato. Della magia di questa modalità riferirà il mio compagno di tavola. I riferimenti archivistici aggiornati, il corrispondente riassunto trilingue in italiano, in cinese e in inglese. E anche questa scelta, il riassunto documento per documento, applicato ad una lingua come è quella del Trecento veneziano, lingua documentaria, non lingua letteraria, dove già emerge comunque con forza il volgare parlato, come vedremo nell'appuntamento ultimo del 14 marzo, diventa fondamentale per assicurare davvero a un pubblico più ampio di lettori e di studiosi l'accesso alla raccolta poliana. Ancora, indici alfabetici, e coloro che fanno ricerca sanno benissimo la rilevanza degli indici, per persone, luoghi, magistrature e uffici e cose notevoli. Naturalmente, non è così naturale, ma è importante questa scelta, il codice si propone come un'opera aperta. Chi lavora nel campo della ricerca, soprattutto se circoscritta a un determinato periodo storico, a un individuo o a una famiglia, o ad un'area geografica specifica, di fatto si riconosce tributario o succube dell'idolo della completezza. È un termine molto significativo che mutuo da una storica, Paola Guglielmotti, docente di storia medievale all'Università di Genova, che ha curato uno splendido volume dedicato al tema delle donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII, uscito nel 2020. Allora, considerato che negli anni futuri, affacciandosi, come ci auguriamo tutti, sempre nuove generazioni di ricercatori, e qui in sala ne abbiamo qualcuno già di importante, considerato dunque che sarà possibile mettere in conto ancora nuove scoperte, testimonianze e quindi addivenire ad ulteriori contributi, è di particolare lungimiranza la scelta di poter continuare a inserirli nel codice, così da incrementare il patrimonio documentario già acquisito. A raccontarci tutto questo e a ricostruire la genesi, gli obiettivi, le discussioni, le scelte metodologiche e le difficoltà del progetto maturate cammin facendo, sarà dunque il coordinatore e direttore scientifico Andrea Nanetti, che quest'estate, mi piace ricordarlo, in una pausa di lavoro in archivio ai Frari, così commentava l'impresa che era in corso, alzando gli occhi al cielo con il suo consueto pacatissimo sorriso. Che fatica! E chi avrà più voglia di affrontare questa impresa per i prossimi 150 anni? Concludo. Da veneziana, da archivista e da studiosa, porgo il mio grazie personalissimo ai colleghi dell'Archivio di Stato di Venezia, il cui lavoro ha reso possibile la realizzazione di questo progetto. Sono in pensione ormai già 3 anni
ma ricordo bene che cosa significava all'epoca aggiungere all'impegno quotidiano in sala di studio, all'insegnamento alla scuola di paleografia o nelle altre attività istituzionali, dover aggiungere oneri ulteriori e per di più particolarmente impegnativi come questo. Allora a Paola Benussi ed Andrea Erboso, a Salvatore Alongi e Salvatore Toscano, i nostri due Salvatore, e a Marco Bicai il mio personale grazie. Adesso passo la parola ad Andrea Nanetti. Buonasera, intanto grazie molte alla collega Alessandra Schiavon e all'Ateneo Veneto per l'invito che mi rende onoratissimo, principalmente per l'opportunità di presentare all'uditorio il lavoro di tanti e l'onore proprio nella rappresentanza del gruppo che ci unisce in questa attività. Questa sera cosa vorrei fare con voi? Vorrei presentarvi alcuni elementi di un progetto ampio ed articolatissimo. Gli elementi quali saranno? Prima di tutto le persone e le istituzioni da cui siamo partiti, perché è una storia che merita di essere raccontata. È una storia consueta per i progetti più grandi, ma non banale, perché non è facile metterli insieme. L'altro è il rapporto tra la tradizione degli studi, quindi partendo dal gruppo di lavoro, dalla paleografia, dalla diplomatica, dall'archivistica, alla storia medievale e quant'altro, all'uso delle tecnologie, quindi ad un confronto con la tecnologia in un modo molto aperto ma anche puntuale. Quindi sono partito da questa immagine perché da qui è partito l'incarico di responsabilità che ho avuto da Archivio di Stato e da Biblioteca Nazionale Marciana, che insieme, e non è banale neppure questo, insieme hanno deciso di lavorare per commemorare i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Questo l'hanno deciso nel 2020 i direttori allora Gianni Penso Doria e Stefano Campagnolo, rispettivamente in Archivio di Stato e in Marciana. La decisione fu di lavorare ad un codice diplomatico poliano e vi dirò in breve dopo cosa si intende per questo oggetto specifico, di lavorarci insieme, prima di tutto, e di incaricare un responsabile esterno per un prodotto di ampio respiro. E ho aperto con questa immagine che vedete dietro di me perché l'idea fu che ovviamente si farà un libro, come spesso accade in queste occasioni, quindi il libro ci sarà e sarà uno dei monumenti dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte. Ci sarà la pubblicazione dei documenti che riguardano la figura storica di Marco Polo tra il 1280 e il 1388, quelli che stiamo raccogliendo, in un'edizione classica, tradizionalissima, con alcuni spunti di innovazione che già la collega vi ha accennato, cioè le traduzioni trilingui. Pensando ad una prima traduzione, nel senso di un riassunto allargato, di un regesto allargato, in una lingua altra che è la lingua italiana. E non è banale, perché spessissimo, specialmente nelle pubblicazioni nazionali, ma anche europee, noi studiosi, e mi inserisco tra tutti gli altri, ci siamo nascosti dietro all'uso di termini latineggianti o alle citazioni in italics, in corsivo. Quindi la prima sfida è stata proprio di tradursi, e di tradursi significa di condividere quello che abbiamo capito del contenuto giuridico di quei documenti. Dopodiché si passa alla traduzione nelle altre due lingue, in inglese e in cinese, che non sono semplicemente delle traduzioni verbali, sono delle aperture a mondi culturali altri, ma tutti interessati alla figura storica di Marco Polo in modi molto diversi, e tutti vi hanno già lavorato tanto. Quindi andremo a riproporre dei materiali, e qui vado al secondo degli elementi, che è il plafond di base del codice diplomatico poliano, cioè i documenti noti.
Non siamo andati alla ricerca dell'inedito, a fare un survey negli archivi per trovare cose nuove. Siamo andati a censire l'edito. E questo è stato il lavoro di base che ha fatto la collega Paola Benussi all'interno dell'archivio. Cioè partire dalle pubblicazioni note dei documenti e andando avanti, collegandosi con letteratura secondaria di altro tipo, e anche lì il noto è diventato poco banale, perché se i documenti noti nella bibliografia più comune di superficie negli ultimi 10 anni erano circa 40, andando a rileggersi le pubblicazioni dall'800 a oggi, i documenti del codice poliano sono quasi 100 oggi. Alcuni stanno arrivando anche da pubblicazioni nuove, come quella che ha coordinato Alessandra Schiavon con altri colleghi, con Formentin e con Ciarelli, se non sbaglio. Ciaralli, scusate. E queste pubblicazioni, un altro, abbiamo Marcello Bolognari che è qui con noi oggi, che ha pubblicato altri documenti recentemente, Luca Molà ne ha pubblicati altri, e il criterio però è sempre quello: accogliamo documenti editi, un centinaio di documenti che ci parlano di un Marco Polo altrimenti inedito. Talmente noti sono questi documenti che la lettura nel corso principalmente del XX secolo si è persa, o ha continuato a leggere sulle edizioni ottocentesche dimenticando di andare a vedere i documenti, che spesso sono documenti noti, ma come ha accennato già, sono noti in modi diversissimi, da trascrizioni integrali, con alcuni errori, come capita spesso anche nelle migliori scuole, a citazioni semplici, passando per riassunti, transunti, regesti o quant'altro, insomma. Quindi documenti variamente noti. Questi sono stati raccolti in una base di dati semplificata, però comprensiva. L'altro lavoro faticosissimo fatto all'interno dell'archivio è stato di convogliare le segnature attuali e coordinarle con i documenti noti, perché la maggior parte dei documenti noti, se non tutti, avevano delle segnature che non corrispondevano più all'attuale collocazione archivistica dei pezzi, o nella nomenclatura o nella dicitura o per quant'altro fosse accaduto tra la fine dell'Ottocento ed oggi. Quindi l'altro elemento è stato di ridare le segnature. Un elemento ancora interessante è stato di chiedersi cosa può dare un volume a stampa e cosa può dare un'edizione digitale oggi nel 2024. Due cose completamente diverse. Quello che abbiamo deciso di non fare è stato di non portare un libro a stampa su internet e di non stampare un sito web in un libro. Questo ne eravamo convinti che non andasse fatto, però di lì a capire come sfruttare al meglio il libro e come sfruttare al meglio il sito web è stato un lavoro che ha richiesto questo passaggio che adesso ci tenevo a farvi vedere. Il passaggio è stato quello della costituzione di un comitato scientifico attorno al codice diplomatico poliano. E vedete, ho mantenuto evidenziato in giallo gli inserimenti più recenti per farvi capire che è stato un processo di affinamento e di coordinamento di competenze. Quindi vedete c'è un plafond internazionale con studiosi da tutto il mondo, praticamente tutti coloro che hanno lavorato recentemente o stanno lavorando sulla figura storica di Marco Polo sono stati coinvolti in questo comitato scientifico internazionale consultivo, non deliberativo. Perché consultivo? Perché la fase di deliberazione è riservata agli enti, non solo preposti alla tutela, ma preposti alla ricerca e alla comunicazione del risultato della ricerca del codice diplomatico poliano, che sono Archivio di Stato di Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti.
All'interno degli istituti ovviamente ci sono le persone, non le nominiamo tutte, ma ci tenevo a farvi vedere questa diapositiva in cui in ordine alfabetico sono ricordate le persone che stanno lavorando al progetto. I passi istituzionali li ho raccolti qui e ci danno un collegamento principalmente con le istituzioni e con le persone. Siamo partiti quindi dall'organizzazione di un comitato scientifico, istituzione di un gruppo di lavoro, e vi ricordo queste cose non per tediarvi, ma per farvi capire come progetti di ampio respiro richiedano una costituzione istituzionale di persone e di rapporti tra enti prima ancora che di finanziamenti. Servono le persone e le istituzioni che si accordino sui fini. E ci tengo a ripeterlo perché spesso si parte dall'opposto. Si parte da una domanda di finanziamento, poi dopo si sviluppano tutte le altre cose. Qui siamo partiti in un modo completamente diverso, che è quello che avevo concordato con gli enti preposti alla tutela, partire dal lavoro e poi vedere come finanziarlo. L'ultimo passo che è giunto, tanto per raccogliere, ma gli altri potete trovarli, dopo vi dirò in che sedi, l'ultimo è stato il riconoscimento dell'edizione nazionale, dato al codice diplomatico poliano tanto a stampa quanto online, ed è avvenuto con decreto ministeriale a novembre dell'anno scorso, in corso di perfezionamento. Stiamo aspettando i loghi e le altre attività, però abbiamo avuto un riconoscimento importante. Quindi il ciclo istituzionale si è chiuso e all'interno di questo il lavoro fatto. Perdonate se vi coinvolgo in tutti questi passi, ma penso siano importanti per capire la contestualizzazione. L'altro passaggio è questo. Quando fui incaricato da Archivio di Stato e da Marciana di coordinare il progetto Collegio Diplomatico Poliano, l'assunto fu che il progetto digitale avrebbe dovuto essere convogliato all'interno dell'iniziativa internazionale Engineering Historical Memory. Fu lungimirante per alcuni motivi che vi illustro. L'iniziativa è un'iniziativa decentralizzata, completamente indipendente, che assomma circa 130 studiosi e ingegneri informatici in tutte le parti del mondo, finanziata da diversi enti tra il 2008 ed oggi, gruppi industriali come Microsoft o Ruifang, università come Unibo, come Venezia, come la Nanyang dove lavoro adesso, e tanti altri enti che hanno collaborato e privati che hanno contribuito in diverso modo. L'iniziativa, dallo stesso tempo, sta formando in un sistema di training circa 170 studenti. Quindi siamo in contatto diretto con la nuova generazione di studiosi a livello transculturale ed internazionale. Gli studenti formati sono italiani, tedeschi, francesi, americani, cinesi, dal sud-est asiatico, indiani, dal Golfo e da diverse altre parti del mondo. Quindi il discorso poliano è stato fondamentale per farci capire che la figura storica di Marco Polo è veneziana di nascita, ma che come ogni persona libera si sposta e vive il mondo. E la figura storica di Marco Polo sta vivendo il mondo in diversi aspetti. Il servizio che il Collegio Diplomatico Poliano vuole portare è una lettura approfondita e dettagliata della documentazione storica a disposizione. Nella parte online i riconoscimenti sono stati molti, insomma, a livello nazionale abbiamo avuto il riconoscimento della Commissione Nazionale dell'UNESCO nel 2022, che ha selezionato questa iniziativa come proposta unica per il premio internazionale sulla memoria storica.
Quest'anno è stato l'insignito del premio per i Disability Humanities della Medieval Academy of America, i Winnie Prizes 2 anni fa. In ambito cinese abbiamo avuto il riconoscimento per i Disability Humanities dal Ministero dell'Educazione e diverse altre cose di minore respiro. Quindi questo è il contesto in cui le istituzioni Archivio di Stato e Biblioteca Nazionale Marciana hanno voluto inserire il codice diplomatico poliano. Questo perché avevamo già avuto insieme l'esperienza del Fra Mauro, che ci ha insegnato tanto nei tempi e nei modi delle collaborazioni istituzionali, ma anche del lavoro fatto con gli studiosi. E vedo Piero Falchetta qui con noi e sa insomma di cosa stiamo parlando. Quindi tutti questi lavori si inseriscono in un contesto di ampio respiro, e mi collego adesso, per non andarvi a parlare di cose che si sono già sentite in Venezia, al convegno dell'Istituto Veneto tenutosi il 25 e il 26 gennaio scorso, in cui per la prima volta un gruppo di studiosi internazionali si è raccolto in una rilettura e in un ripensamento della documentazione. Ha aperto il convegno una lezione del professor Bartoli Langeli sul genere codice diplomatico, che è stata interessantissima, e tutto questo sarà negli atti. Quello che mi ha affascinato ed ispirato nella conclusione è stata una toccata finale, quasi una provocazione, ma che ho accolto con grande respiro, e capirete perché quando vi farò vedere le cose. Ne ha detto: all'interno del codice diplomatico poliano ci starebbe anche il 1.000.000. Quindi una raccolta di documentazione di più ampio respiro, andando già ad accogliere il concetto della multimedialità dei sistemi, perché ovviamente un testo letterario come il Divisement du Monde è quanto mai diverso per lettura e per metodi da un documento d'archivio come gli altri che fanno parte del codice. Ma tutti questi nel loro insieme avvolgono e ci illustrano la figura storica di Marco Polo, quindi come approcciarli. Quindi ora, dopo penso questa dovuta prolusione, preconizzazione che ci tenevo a fare, volevo farla per farvi capire che non sono qui a parlare di me stesso, ma sono qui per presentare un lavoro molto molto ampio, quindi sono qui proprio per rappresentare un gruppo di lavoro. Ora entriamo nella struttura del progetto, e direi che abbiamo diverse fasi. Vi illustrerò l'applicativo per il codice diplomatico poliano verso il finale, ma all'inizio volevo farvi capire di dove andiamo ad inserire un'edizione tradizionale di un documento d'archivio. E partirei proprio dal prodotto che ha unito gli enti, cioè dal Fra Mauro, che abbiamo realizzato e che è stato premiato anche recentemente, perché nella nomina della Medieval Academy of America è stata fatta specifica menzione al progetto Fra Mauro. Sì, questo possiamo passarlo. Il progetto Fra Mauro ci ha ispirato in moltissimi modi, perché pur essendo partiti dalla tradizione consolidata, quindi partendo dall'edizione di Piero Falchetta del testo, dalla traduzione Brepols in collaborazione con gli enti e con le case editrici, abbiamo pensato di attivare un sistema aperto in cui le collaborazioni tra gli studiosi si ampliassero all'interno di un sistema. Questo ci ha portato prima di tutto a lavorare sulla fotografia, e questo è stato importantissimo anche per il codice poliano, per cui abbiamo rifatto una campagna fotografica uniforme di tutta la documentazione in modo multispettrale. E ora, partendo dal Fra Mauro, cerco di spiegarvi il perché
una campagna fotografica multispettrale sia utile alla lettura. Vedete questo, entrando nel Fra Mauro da questo punto di vista, abbiamo un sistema di visualizzazione delle immagini ad altissima risoluzione che però protegge il copyright dell'ente preposto alla tutela. Come si fa a proteggere il copyright di un'immagine su internet? C'è un modo solo, non bisogna metterla su internet. È l'unico modo per proteggerla. Quindi, detto questo, quello che voi vedete qui è una simulazione, è una mosaicatura di tanti piccolissimi francobolli del Fra Mauro ad alta definizione che vengono riorganizzati da un algoritmo in forma visiva. Potete fare degli screenshot, certo, potete andare a prendere dei pezzettini, ma non esiste l'immagine ad alta definizione da scaricare sul web. Dopodiché, qui avete una connessione a internet molto buona, troppo buona, però si vede insomma che la mosaicatura c'è. Quando aprite in modo veloce c'è. L'altra cosa che interessa allo studioso, tanto in biblioteca quanto in archivio, quando legge il documento, a volte abbiamo necessità di andare a usare quegli strumenti che si chiamavano un tempo la lampada di Wood, o che sono delle luci all'ultravioletto, oppure luci all'infrarosso, oppure delle luci radenti che ci danno delle prospettive, dei volumi sugli inchiostri. Quello che abbiamo sviluppato per il Fra Mauro è stato di dare tutte queste immagini insieme, in un contesto unico. Quindi sono 4 immagini, ovviamente, del Fra Mauro, mosaicate, che vengono visualizzate contemporaneamente e danno la possibilità all'utente di scegliere. Questo prodotto è in corso di lavorazione per ognuno dei documenti del codice diplomatico poliano. Qual è il beneficio? Quando avete scelto la modalità di luce che vi sembra più opportuna per capire quella parola o quella realtà, andate a scegliere. Andiamo a vedere la tangente, che è quella che si usa poco, ma adesso vedrete quanto è utile. Si apre una finestra. Perché si apre una finestra da parte? Perché quando l'avete aperta da parte avete modo di tornare indietro e vi riconfrontate col pezzetto che volete vedere e andate a zoomarlo. Ecco, vedete i volumi degli inchiostri. Questa è la luce radente. È quello che riuscite a fare con la documentazione. Altre possibilità, potete andare a giocare, a divertirvi adesso sul Fra Mauro online, è completamente libero, potete andare a fare tante cose, insomma. E tutto è spiegato comunque qui. Se volete andare a vedere anche come abbiamo fatto la ricostruzione delle immagini digitali del Fra Mauro, che non è semplice, non basta andare davanti al Fra Mauro a fare la fotografia. Servono, insomma, sono altri modi, insomma, e altri metodi, e i nostri fotografi anche in Archivio di Stato ne sanno qualcosa, insomma. Siamo partiti dall'acquisizione delle illuminazioni, tanti materiali c'erano già ed è stato fatto molto. Il secondo passaggio che interessa all'interno dei documenti, e sto sempre qui per farvi vedere un prodotto maturo che ha già dato dei risultati, quindi non per andarvi a presentare un prodotto che forse è più di là da venire, però nelle ricerche è l'uso della visualizzazione dell'informazione, e questo è uno dei punti forti del gruppo di lavoro degli ingegneri che lavorano con questo sistema, cioè andare a capire quali sono, se esistono prima, e quali sono le tecnologie che sono applicabili ad un manufatto tipo il Fra Mauro. Perché questo se e come? Partendo da una base di fatto, cioè tutte le tecnologie di cui noi abbiamo a disposizione come umanisti non sono state fatte per noi, nessuna è stata fatta per noi. Andiamo a vedere in una trouvaille di oggettistica e di tools vari cosa ci può essere utile,
e come possiamo adattarlo alle esigenze nostre. Ad esempio, se cercate come andare a visualizzare delle informazioni, dei dati, che siano nomi di persone, che siano indici, che siano luoghi, che siano delle magistrature, dovete andare a capire come volete dare all'utente il modo di vedere e trovare le cose. Abbiamo tutti culture visive come umani, circa ma il 70% ci dicono le neuroscienze che vediamo con i nostri occhi. Quasi tutto quello che riusciamo ad elaborare è vista. Quindi dare un impatto visivo all'utente è importantissimo. Però partiamo da tradizioni diplomatico-paleografico-archivistiche che stanno in un mondo a parte, con tecnologie nate in mondi altri, come metterle insieme? Bisogna studiarle, come si fa sempre col metodo classico. Quindi siamo partiti dall'informazione, da come visualizzare, e siamo partiti da questo repertorio di diagrammi online. Sono circa 10.000. Potete andare a prenderne uno che vi piace, avete il codice, andate a copiare il codice, lo mettete dentro al vostro sito web. Anche i nostri connazionali tra i 6 e i 10 anni sono capaci di fare queste cose. Si va lì, si guarda, si copia, o con un telefonino o con un qualcos'altro, ma il punto è quale scelgo per fare cosa. Ovviamente nella maggior parte dei casi si sceglie a caso. Si sceglie a caso, è bello, mi piace, facciamo questo. E poi si va ad inserire, cosa che non premia nel lungo periodo. Quindi, cosa siamo andati a pensare? Siamo andati a pensare che in questi 10.000 forse era il momento di capire cosa si poteva andare a studiare e cosa no. Quindi siamo andati a fare un applicativo. Tutte queste cose si ricongiungono, la cosa di diplomatico poliano, non dubitate. Siamo andati a fare questo applicativo per capire cosa significa l'informazione, la visualizzazione dell'informazione. Qui abbiamo 6 sistemi, tra quei 10.000, che abbiamo pensato siano validi per la storia digitale. Di questi 6 sistemi abbiamo fatto una recensione, come si fa con i libri, giusto che qui è stata fatta con i siti web. Ad esempio per il Regial Tree aprite e trovate queste pratiche che abbiamo considerato pratiche d'eccellenza. Quando andate ad aprire queste pratiche d'eccellenza, ad esempio questo Interactive Visual dell'UNESCO, vi si aprono diverse finestre e riuscite a capire in 5-10 minuti se questo diagramma fa alla bisogna del progetto vostro. Perché vedete come è stato utilizzato con un'introduzione, vedete come funziona, vedete questo è un diagramma dell'UNESCO sul patrimonio intangibile. Se capite che il progetto vostro funziona in questo modo, avete un Regial Tree. Ma non ci siamo accontentati di questo, di una recensione, perché abbiamo pensato che la colonna di sinistra di questo lavoro è quello che si chiama la conoscenza statica, acquisita ma statica. È lì, è stata acquisita e ferma. Quando si lavora su internet, abbiamo sperimentato tutti che la parte divertente è quella dinamica. Cosa trovo adesso? Cosa viene fuori? Cosa riesco ad aggregare in tempo reale? Cosa riesco a fare che non riesco a fare con 3 libri sul mio tavolo? Ed quella è la parte di destra, la colonna di destra. Sulla colonna di destra abbiamo delle aggregazioni dinamiche in tempo reale. Sulla base di quello che selezionate sulla colonna di sinistra, nella colonna di destra aggregate delle informazioni in tempo reale. Aggregate delle immagini nella parte alta, che è Bing Maps, e sotto invece avete degli algoritmi di ricerca più complessi che vi danno le pubblicazioni nei grandi repositori senza però avere il problema del tracciamento
e neppure il problema della commercializzazione. Gli utenti non vengono tracciati, ma non solo per benevolenza o per non interesse, perché quando siamo tracciati su internet non riusciamo più a trovare quello di cui abbiamo bisogno quando ne abbiamo bisogno. Se cercate Marco Polo per 15 giorni sul web e dopo andate a provare a cercare un altro viaggiatore, vi danno sempre dei materiali di Marco Polo e continuano a darvi i materiali di Marco Polo. Se state facendo un viaggio in India, non vi danno niente sulla Cina, ma vi danno tutto sull'India. Se fate un viaggio in India, non vi danno niente sulla Cina, ma tutto sull'India. E quello è il sistema gratuito. Purtroppo nel mondo gratuito, come diceva un mio collega esperto, se non sai perché paghi, è perché tu sei il prodotto. Quindi, detto questo, abbiamo cercato di uscire da questa impasse. E non è stato facile, ve ne ho parlato perché è stato il processo, penso, più importante di questa iniziativa, cioè di rendere le ricerche indipendenti. Quindi quello che trovate qui come pubblicazione, in accordo con i grandi gruppi, con Taylor & Francis, con Scopus Elsevier, con la China National Knowledge Infrastructure, col gruppo russo delle pubblicazioni e con tanti altri che si sono uniti sul sistema, raccogliamo le pubblicazioni che vi servono quando vi servono e le avete a disposizione. Stessa cosa viene fatta con le immagini, con i video e con quant'altro. E ad una sezione anche di video curati, cioè di video che sono stati scelti per darvi un'esperienza di contenuti visiva e non per immagine e non testuale. Tutte cose che trovate su internet, però per giungere alla selezione che avete qui in tempo reale richiedono delle competenze abbastanza alte e bisogna andare a cercare in una massa di materiali che di solito non vi vengono dati. Quindi è un sistema pulito, drenato, che vi dà una qualità di risultato che esiste sul web. Il web ha prodotti di qualità, tanti. Bisogna essere capaci di trovarli. Questi algoritmi che abbiamo messo nel sistema vi aiutano a trovarli. L'altro elemento che trovate sempre qui, molto discusso, è Wikipedia. Molto discusso perché spesso non lo sappiamo usare. Sapete che ci sono le fonti primarie, il diplomatico poliano si basa su quelle, ci sono le fonti secondarie o la letteratura che parla, usa le fonti primarie, poi ci sono le cosiddette fonti terziarie. Wikipedia è una di quelle, cioè che aggrega cose dette da altri che hanno parlato di altro. Quindi Wikipedia come l'abbiamo usata qui? L'abbiamo usata come quello che viene detto identifier, per identificare in modo univoco degli oggetti e dei concetti. Se riuscite a collegare con l'identificativo di Wikipedia una qualunque cosa, sapete che nel mondo state parlando di quella cosa. Non importa in quante lingue, con chi, come, quando, ma siete sicuri che state parlando di quella cosa. E l'esempio più banale è quando che si fa in ambito di informatica, quando parlate della grande mela. Se inserite grande mela vi può venire fuori la mela grande, bella succosa, oppure vi viene fuori un'immagine di New York, di un qualcosa. Come fate perché che l'algoritmo, quando vi cerca le pubblicazioni, immagini, video e quant'altro, vi trovi le cose su New York e non sulle mele Melinda? Perché andate a dirgli con un identifier cosa cercare. E Wikipedia è il miglior identifier esistente al mondo oggi. Se volete andare a collegare una ricerca sul web con un qualcosa, passate tramite Wikipedia e riuscite a lavorare bene. Ovviamente il contenuto di Wikipedia è letteratura terziaria, come abbiamo detto, quindi va lavorata con tutte le cautele di una letteratura di quel tipo. Cioè si va lì a cercare la letteratura secondaria, la si va a leggere dopo e si cercano le fonti su cui è basata. Però un altro discorso, insomma un discorso enciclopedico. Ora, detto questo, andiamo a vedere come si sviluppa questo lavoro. Abbiamo visto questo, abbiamo studiato queste realtà e
come funziona lo studio di questo? Funziona che adesso, se andate negli infographics qui, navigate il Fra Mauro con un radial tree, con un force direct graph o con un tree mapping. E voi direte cosa servono queste cose. Guardate questo, che è il più banale ma è anche il più interessante. Cosa capite subito da questa aggregazione dei nomi di luogo del Fra Mauro? Che quelli che hanno lavorato su questo mappamondo avevano una conoscenza abbastanza dettagliata di quello che è la Cina di oggi. Vedete quanti toponimi ci sono nella Cina di oggi? E che avevano una conoscenza dell'India tale quale alla Russia e alla Turchia, in termini quantitativi di nomi. L'Iran come la Spagna, la Grecia come l'Egitto e la Germania, e andando avanti. Questo ce l'avete perché avete un tipo di diagramma che vi permette di vedere queste cose, altrimenti non riuscirete ad averlo. Sotto ci sono degli algoritmi più complessi, perché quando andate ad esempio in Iran vedete qui in violetto evidenziati questi elementi. Ora, passando all'altro elemento, perché vi ho fatto vedere queste cose? Perché stiamo lavorando sull'interoperabilità, che è uno dei dilemmi, ma anche delle sfide più belle che ci sono su internet oggi. Avete tanti sistemi sviluppati che però non comunicano. State lavorando su una piattaforma, ad esempio state lavorando sulla vostra piattaforma preferita, diciamo, per trovare delle immagini o delle pubblicazioni, ma non riuscite ad andare a vedere il sito della biblioteca tale o l'altro, siete sempre con tante finestre aperte. E abbiamo cercato di creare un ambiente in cui vivrà il codice diplomatico poliano, interoperabilità, e questo è come funziona. Vi faccio vedere un esempio. Una cosa che interessa molto, specialmente a chi si occupa di mappe, abbiamo visto questo, è il confronto. Quando trovate qualche cosa, questo è il nostro Fra Mauro, e siete in un ambiente di interoperabilità. Questo è l'applicativo del Fra Mauro, in dialogo con l'applicativo del mappamondo fiorentino, genovese, scusate, che è conservato da Firenze, e in dialogo con una immagine satellitare del mondo di oggi che è gestibile con tutti gli altri grafici che abbiamo scelto. Ora, queste realtà come comunicano? Se andate sul satellitare, avevamo fatto qui questo esempio in tempo reale quando presentammo la mostra Venezia e Suzhou con l'Università di Suzhou e con Ca' Foscari di Venezia. E l'interoperabilità è dimostrata qui. Andate a cercare un termine. Quello che avevo spiegato prima sull'identificativo unico serve per fare partire tutto questo sistema. Quando cercate questo termine qui dovete essere certi di quello che state cercando, se è quello. E per farvelo vedere è qui. Sulla mappa di destra vedete il luogo, avete già un aggregamento in tempo reale delle pubblicazioni di immagini e di quant'altro. Potete andare a guardare sulla mappa contemporanea se siete veramente nel punto in cui volete essere. Quando avete capito che è questo che state cercando, capite che ci sono 4 elementi sul Fra Mauro, niente sul genovese, e ora quello che volete andare a vedere ed iniziare a leggere queste cose, potete farlo con i sistemi che abbiamo visto prima, ma allo stesso tempo andate a vedere cosa esiste nelle altre fonti e vedete che questo luogo ha 2 passaggi nel divisament du monde, nella descrizione del mondo, e andate adesso nel secondo livello di interoperabilità, perché adesso usciamo da questo sistema e entriamo in un altro sistema. Qui avete il testo, l'edizione del franco-italiano fatta da Burgio, dal professor Burgio di Ca' Foscari, la traduzione critica partendo da Penguin, e dopo uscite dal sistema, andate nella Biblioteca Nazionale di Francia e siete portati nella pagina del manoscritto di quel passaggio del milione. E avete tutto insieme il sistema
per pensare o per divertirvi. Entrambe le cose possono essere fatte a livelli molto, molto diversi. Può essere fatto a livello ludico, oppure può essere fatto a livello di ricerca. E tutto questo potete svilupparlo partendo da un telefono o in sede espositiva, come stiamo facendo adesso, con la Fondazione Musei Civici per la mostra su Marco Polo che aprirà ad aprile, e vorremmo portare questo sistema a disposizione degli utenti tramite un QR code. Quindi poterlo dare dall'entrata e poterlo fare avere all'uscita e portarselo a casa. E tutti questi sistemi funzioneranno, ma quello che vedete è, quindi adesso che avete capito come funzionano questi sistemi qui, il codice diplomatico poliano non è una novità, ma allo stesso tempo però assomma, usa e riposiziona tutti gli algoritmi che voi avete visto in un sistema semplice, sempre a 4 finestre, in cui avete la documentazione e tutti i materiali che potete avere, con le immagini multispettrali che potete utilizzare assieme agli altri materiali. Ora, avendo visto questo, cosa vogliamo offrirvi nel pacchetto? E il pacchetto vuole essere appunto di collegare l'informazione presente nei documenti con le immagini e con quant'altro potete trovare, a partire appunto dal milione stesso. Un primo esperimento l'abbiamo fatto nel semestre scorso con un gruppo di studenti misto di computer science e di visualizzazione dei beni culturali, in cui ci siamo andati ad interrogare sul processo di passaggio da testo ad immagine. Cosa succede quando passiamo dal testo all'immagine? Era molto interessante perché era il momento in cui stavano uscendo e diventavano popolarissimi dei software commerciali che vi promettono di trasformare qualunque testo in dei video, in delle immagini e di trovare tutte queste cose. E la domanda è come funzionano questi software. E siamo andati a fare un processo di studio, come abbiamo fatto per la visualizzazione che avete visto prima. Siamo andati a vedere questi software. E per il risultato, dopo, visto che stavamo lavorando sui video, abbiamo creato un video per spiegare quello che avevamo fatto. Ed è quello che voglio farvi vedere adesso come intervallo prima di giungere alla chiusura. Allora, il video è in inglese. Potevo darvi anche la versione cinese, ma ho pensato fosse troppo facile per voi e quindi non ve l'ho data. La versione italiana non l'abbiamo ancora, peccato mio, però faremo pause e vi spiegherò le cose. Quindi la sfida è stata di chiedersi da medievisti e da informatici che differenza c'è tra un miniatore rinascimentale che nel 4-500 si legge il milione e lo illustra, oppure un software di intelligenza artificiale che si legge il milione e lo illustra. Che differenza c'è? In sintesi, nessuna. Adesso vedete in pratica come succedono queste cose. This video demonstrates how traditional scholarship, media art, and AI can be integrated to enhance visual knowledge discovery, transmission, and creation. Quello che vedete qui, per dare credito a chi ha fatto, di umano c'è molto poco. C'è solo il testo di base, le voci che sentite sono voci artificiali, tutte le immagini che vedete sono create da un software, a parte ovviamente le immagini dei manoscritti. Quindi di umano c'è la parte concettuale, che è la parte utile, è quella che di base. Tutto il resto è stato sviluppato in un sistema di post-produzione. As a case study, we compare text-to-image translation in Renaissance illuminated manuscripts and AI-generated technology, using Marco Polo's description of the world.
Ovviamente in un prodotto di questo tipo, per mettere tutti sulla stessa pagina, come si dice, cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto spiegarci che cosa fosse questo testo e l'abbiamo fatto in collaborazione con la dottoressa Simion e col professor Burgio. Abbiamo fatto delle conferenze insieme e abbiamo messo insieme questo minuto e mezzo per spiegare cos'era questa parte. Poi dopo abbiamo scelto 4 elementi del milione, abbiamo visto come è stato visualizzato e abbiamo provato a usare dei software per visualizzarlo artificialmente. E il risultato è abbastanza interessante. We'd like to begin by offering you some contextual information about Marco Polo's book. The famed book titled The Description of the World was co-authored by Marco Polo and Rusticalo da Pisa when they were held captive in Palazzo della Fontanella in Genoa. Marco Polo was released in 1299 after the Treaty of Milan. It was during this captivity that Marco Polo met the famous writer Rusticalo da Pisa. In Genoa, they collaborated on a literary work based on Marco Polo's experience. This work greatly improved Europe's understanding of the East. Prior knowledge of Asia was primarily based on ancient Greek and Latin sources, reconciled with teachings from the Old and New Testaments. Many manuscript copies of Marco Polo's book have survived, indicating its great success during its time. While the original manuscript was written in French, the existing copies cover a variety of Western European languages, including Latin and Italian vernaculars, which are considered the most important, as illustrated in the Stemma Codicum by Eugenio Burgio, professor at Ca' Foscari, University of Venice. The website Engineering Historical Memory, EHM, provides access to primary historical sources. On this platform, the Franco-Venetian version of Marco Polo's book has been parsed and mapped, using the edition with English translation by Eugenio Burgio and Samuele Simeon. The web application now includes geolocation of place names, indexing of notable things, and a link to digital images of the Franco-Venetian manuscript held in the National Library of France. As discussed, the narratives of Marco Polo's experiences became a text with the help of Rustichello da Pisa at the end of the 13th century. During the 15th and 16th centuries, famous artists used their skills and knowledge to visualize Marco Polo's narratives and depict them in 4 large and splendid illuminated manuscripts, standing out from a number of other more modest pictorial programs. According to Deborah Higgs Strickland, professor at the University of Glasgow, images in illuminated manuscripts do not simply reflect the texts they accompany, but may complement, contradict, augment, diminish, or even ignore them. Sì, questo è esattamente quello che succede con l'intelligenza artificiale oggi. Cioè non fa niente di più e niente di meno di quello che facciamo noi quando leggiamo un testo e lo illustriamo. Leggiamo delle parole che non evocano delle situazioni, ma semplicemente, come ci insegnano le neuroscienze, quando leggiamo delle parole, queste parole vengono visualizzate dal nostro cervello e vengono a trovare dei corrispettivi nel museo che abbiamo dentro la nostra testa. Non vediamo niente se non quello che abbiamo dentro la nostra testa. E stessa cosa fanno i software di intelligenza artificiale. Lavorano per quello che hanno nelle banche dati che gli vengono date, di immagini, di video o di quant'altro. Quindi quello che potete aspettarvi da un software è quello che il software ha, non quello che non ha. Quindi andandosi a chiedere cosa il software può avere o cosa possiamo dare al software è il modo per utilizzare l'intelligenza artificiale in modo opportuno, ed è quello che abbiamo creato in collegamento per il codice poliano, quando si generano delle immagini, ad esempio per le merci, per i luoghi o per quant'altro, che viene collegato a video, ad immagini, ad altri testi, in un mondo abbastanza ampio che può creare divertimento o anche una vertigine conoscitiva abbastanza ampia. In addition, the responsibility of conceiving and executing the text-to-image relationship lies in the hands of not only the medieval artists, but also the authors, patrons agents.
e qui vengono, e questo succede anche quando lavoriamo con un software. Non c'è solo il software stesso, c'è l'ambiente in cui siamo a creare quel software, con delle costrizioni culturali e delle imposizioni, che può essere il patron, che può essere il finanziatore o quant'altro, o come ci si dice per i manoscritti medievali, da una combinazione. And or a combination of these. Today, we challenged AI generative software in a similar process. Quindi oggi abbiamo voluto sfidare questi software in un processo identico, similare, cioè dire come possiamo usare tutte queste cose qui per passare dal testo poliano a un'immagine del testo poliano. Perché abbiamo criticato tanto i miniatori medievali e tanto si critica anche i video o le immagini generate da AI, ma non siamo mai andati a chiederci come funzionano queste due cose, che è l'unico modo per utilizzare questi prodotti, tanto per leggere queste immagini quanto per vedere gli altri. Le immagini dei 4 manoscritti principali, quello dell'Arsenale di Parigi, quello della Predicazione di Francia, della Bodleian, e speriamo presto quello del British Museum, perché non è più disponibile online, sono stati collegati tutti con i paragrafi del Milione nel franco-italiano. E la cosa interessante è che quasi tutti sono illustrati, le storie più belle sono illustrate. Poi abbiamo confrontato queste illustrazioni con quanto avviene in automatico e ci dà delle percezioni abbastanza interessanti sul nostro ambiente, su come noi guardiamo le cose e leggiamo questi testi. Quindi se vedete una realizzazione basata su Generative AI, che vi sviluppa dei materiali partendo dal testo di Marco Polo, non è solo una sensazione di vertigine che può darvi queste scelte di immagini che voi pensate siano a caso, ma è uno specchio del come il nostro tempo legge queste cose e come viene guardato, perché parte da banche dati di immagini e di testi che è il nostro mondo, which relies on contextual data to interpret text and generate images. Let's explore this further. In the last few years, there has been a significant advancement in artificial neural networks for automatic image generation. This new generation of diffusion models like DALL-E and Midjourney has surpassed previous techniques based on variational autoencoders and generative adversarial networks. These models can now accept users' instructions and create images that are either photorealistic or in various artistic styles. To explore this pioneering field of knowledge, NTU Professor of Digital Humanities, Andrea Nanetti, in collaboration with Professor Lee Boyang, who works on computational narrative intelligence, multimodal machine learning, and generative AI, led a project in which students integrated traditional scholarship, media art, and AI to visualize Marco Polo's text in the course titled Visualization of Cultural Heritage, sponsored by the NTU President's Office COIL grant. Drawing upon insights from the course, this video presents 4 notable examples, all of which are indigenous to Asia: the Lugu Bridge, the Southeast Asian Rhino, the Mongolian Paisas, and the palaces of the Yuan Dynasty. Non li vedremo tutti, però il video, ma non li vedremo tutti non perché non voglio farlo vedere, perché il video è pubblicato nella Polifora dall'Istituto Veneto, quindi è accessibile, a parte tramite questo sistema, è accessibile anche sulla Polifora, quindi lo trovate su diverse piattaforme web. Gli esempi che abbiamo fatto li abbiamo fatti su diverse realtà con diversi aspetti. Uno, un monumento ancora esistente, visualizzato nel corso del tempo a partire dal Yuan Dynasty fino al 700, passando per Fra Mauro stesso. L'altro di un animale esistente, il rinoceronte di Sumatra, che ha ispirato prima di tutto nell'immaginario di Marco Polo l'unicorno, come ha ispirato in modo diretto tutti quelli che hanno illuminato questa storia nei manoscritti del Milione. Tutti vi hanno visto degli unicorni, anche se
La descrizione di Marco Polo, come sentirete, è una descrizione scientifica dell'animale che non conosce, perché va a descrivere le singole parti di quell'animale confrontandole con degli animali che conosce già. Dice il piede come quello, la lingua come quello, un corno come l'altro, la pelle ispida come l'altro. Confronta certo col museo che ha dentro alla sua testa, ma scorpora e riorganizza. E l'intelligenza artificiale ha fatto un processo simile e diverso. Adesso vedrete come. L'altro invece è di beni museali che si conservano ancora, sono le paesas, queste specie di passaporti mongoli dell'impero mongolo, che sono degli oggetti in metallo più o meno prezioso, quelle che furono date dai Polo sembra fossero in oro, che dava la possibilità di esigere dei servizi in tutto il territorio del Khan, quindi che poteva andare dall'alloggio al visto, al vitto, ai cavalli, agli spostamenti, sotto la protezione del Khan. E questi oggetti sono disponibili nei musei, ci sono da tante parti. Ma abbiamo le descrizioni che sono nei documenti poliani e nel Milione che ci parlano di diverse paesas, non è una, non sono tutte uguali. E vengono fuori, queste le abbiamo viste. L'altro era sulle architetture e sui palazzi, che forse possiamo staccare perché sono altri tipi di elementi, sono delle architetture di cui possediamo solo alcune tracce archeologiche e qualche disegno di epoca Yuan, quindi un po' più ostica. Ma adesso vediamo come partiamo con l'Ugu Bridge, detto anche il ponte di Marco Polo, a Pechino. Se andate a Pechino andate a vederlo. For each, we highlight Marco Polo's description, along with the corresponding visual depictions found in medieval manuscripts and the contemporary interpretations generated by AI. Today's Lugu Bridge in Beijing once amazed Marco Polo over 700 years ago, who called it the most beautiful bridge in the world. The Lugu Bridge, initially constructed in the 12th century, has undergone multiple consolidation, renovation, and conservation works that may have altered its appearance. The way in which Westerners depicted Chinese bridges was influenced by their regional knowledge of bridges. Renaissance illuminated manuscripts record how artists interpreted the descriptions of Marco Polo in the 15th and 16th centuries. These manuscripts often showcase bridges as simple arches with minimal decorations. Marco Polo's description of Hangzhou, referred to the book's EHM paragraph 151, states that the city of Xingzai is about 100 miles in circumference, and it has 12,000 bridges built of stone, for the most part so lofty that a great fleet could pass beneath them, and smaller boats can pass under any of the other bridges. No one should be surprised that there are so many bridges, because I can tell you that the entire city rises from the water and is surrounded by water, making it necessary to have many bridges so that people can get to all the different parts of town. the description of Suzhou, referred to the book's EHM paragraph 150 reports Marco Polo saying, I tell you in all truth that in this city there are quite 6,000 stone bridges, under the greater part of which one galley or two could well pass. During the 1450s, a renowned Italian cartographer named Fra Mauro crafted a world map that included approximately 3,000 geo-ethnographical elements and numerous visual representations of cities, ships, animals, architectural monuments, mountains, roads, and rivers. Fra Mauro's map also featured a portrayal of China that relied heavily on Marco Polo's book, which included an illustration of the Lugu Bridge. The bridge was depicted with meticulous attention to detail, accurately aligning with Marco Polo's account of the parapet and ornamental columns. Even though Marco Polo mentioned 24 arches in his description, the map only displays 11 arches. Interestingly, this number matches up with other sources from the 15th to 17th century, which also mention either 11 or 13 arches. One of these sources is a Yuan dynasty painting called Rafts at the Lugu Bridge. It's worth noting that the current bridge also has 11 arches. Sì, questo sul numero degli archi del ponte
È un elemento abbastanza interessante, lo cito qui non come un dettaglio curioso, ma come queste analisi digitali e queste riletture dei materiali danno delle sorprese. Perché il testo franco-italiano parla di 24 archi e il Fra Mauro ne ha 11 come sono quelli di oggi. E uno dice sì, perché il Fra Mauro si basa su un altro codice del milione, sul manoscritto Z, però ce lo siamo chiesti col professor Burgio, siamo andati a vedere il manoscritto Z, e il manoscritto Z non dà il numero degli archi, non ce n'è scritto neanche uno. Quindi da dove il Fra Mauro aveva preso il numero degli archi non lo sappiamo, però da questa lettura sappiamo che non ha preso tutto dal manoscritto Z, sicuramente. Almeno questo l'ha preso da qualche altra parte, perché il manoscritto Z non c'è e nel franco-italiano ce ne sono 24. E questo 11 corrisponde con tutte le altre fonti. Quindi questo insomma lo lascio a voi. Today we tested Midjourney's ability to depict the Lugu Bridge using Marco Polo's text. Different textual prompts produce varied visual results. While Marco Polo's text prompts all AI-generated images, not all textual details are accurately represented. For example, AI-generated images either miss the lions decorating the bridge or... Qui sono tutte le prove di creare delle immagini partendo dal testo poliano. Uno degli elementi principali che voi vedete con gli animali, questo diventerà chiaro, che quando andate ad inserire che ci sono dei leoni sui parapetti, non vi fa vedere i leoni cinesi, vi fa vedere i leoni africani. Perché questa è la mentalità dei dati che sono presenti e sono disponibili per questi software. Come nella testa dei miniatori medievali, il rinoceronte di Sumatra non poteva essere altro che un unicorno. Quindi siamo all'interno degli stessi processi creativi. Si tratta solo di capire come gestirli e come riuscire a lavorarli. Produce Western-style lions and other animals. We compared how AI and Renaissance artists interpret text into images. Interestingly and obviously, they both added, subtracted, or altered information based on their knowledge repositories. Faccio vedere i rinoceronti. On his return journey from China to Venice, Marco Polo called by today's Sumatra. The description of the world records Marco Polo's encounter with the legendary unicorns. Indeed, the description of the animal recalls today's Sumatran rhinoceros. During the 15th and 16th centuries, Renaissance artists depicted the animals described by Marco Polo in a... E vedete qui i manoscritti fanno degli unicorni sempre, ma adesso ascoltate la descrizione di Marco Polo, che non vi parla di un unicorno affatto, ma vi descrive esattamente il rinoceronte di Sumatra. Illuminated manuscripts. However, their visual interpretations were based more on the knowledge and culture of their time, rather than the actual written descriptions. He said, The island has wild elephants and plenty of unicorns, which are scarcely smaller than an elephant. The unicorn has the hair of a buffalo and feet like an elephant's. In the middle of its forehead is a single horn, very thick and black. I assure you it does no harm with its horn, but only with its tongue and knees, for it has long, sharp spines on its tongue. It has a head like a wild boar's, and always holds it bowed towards the ground. It is perfectly content to wallow in mud and mire. It is a very ugly beast to look at. It is nothing like the animal we talk of and describe in our parts, where we say that it lets itself be caught by a virgin. In fact, I can tell you it is the exact opposite of what we believe it to be. A few centuries later, Western science's first drawing of the Sumatran rhinoceros was published by the Royal Society of London in 1793. During an experiment with generative AI, Professor Nanetti's students at NTU Singapore disregarded their preconceived notions of what a rhinoceros should look like, and instead focused solely on Marco Polo's account of the animal. They broke down the description into specific sections, used them as textual prompts, and generated AI images using multiple software including Hotpot, Imagen,
DALL-E and Midjourney. Then, they collaged these. Ecco, questa è la cosa più vicina alla descrizione di Marco Polo. Questo è il modo visivo proprio di dare il testo di Marco Polo, esattamente, come lui si immagina questa cosa. E non è molto distante da un rinoceronte di Sumatra. Certo, è più vicino al rinoceronte di Sumatra che ad un unicorno, sicuramente. Quindi questi sono gli elementi, potete guardare il video insomma che è un po' più lungo, c'è anche la parte finale che è un po' più tecnica, e possiamo andare a vedere, c'è la parte archeologica. E chiudendo con le domande, con la conclusione, perché sono domande specifiche di come andare a lavorare sul rapporto di visualizzazione dei testi. Questo a noi interessa molto anche per il codice poliano, perché vorremmo vedere di giungere ad una visualizzazione dei contenuti in modo semi-automatico. E questa è la conclusione con le domande di lavoro. Renaissance artists took creative liberties in illuminating Marco Polo's book, especially with unfamiliar concepts. AI seems to act similarly. Just like humans, generative AI can only produce outputs based on what it has learned from its training data and the information it has access to. We demonstrated that blending traditional approaches with generative AI opens new possibilities for historical sciences. Moreover, questo è stato, cioè di mettere insieme discipline tradizionali con le tecnologie, ha aperto nuove strade, dalla piccolissima degli archi di quel ponte a cose più complicate di come leggiamo e come guardiamo le fonti. E adesso penso che riuscirete a ricollegare questo discorso con la partenza della necessità di tradurre il contenuto dei documenti in 3 lingue, in italiano, in cinese ed in inglese, ma per misurarci su quanto abbiamo capito. E penso che nel migliore dei casi faremo la figura di quelli che hanno disegnato degli unicorni. this exploratory research has raised numerous questions that need to be addressed. How can we improve generative AI to capture the complex details that are often overlooked? E queste sono, cioè come possiamo usare, quindi come possiamo fare un training di questi software e quindi come possiamo dare dati agli algoritmi per aiutarci a cogliere quei dettagli e quelle strutture che spesso per le deformazioni mentali e culturali che noi abbiamo non riusciamo a vedere. Come possiamo farci aiutare per guardare cose che non riusciamo a vedere anche se le leggiamo, sono lì nero su bianco, ma non le vediamo. Cioè la nostra testa non le visualizza nel modo in cui potrebbero essere fatte. Questo è un aiuto che potremmo avere. Moreover, how can AI visualizations integrate more textual, visual, and archaeological evidence? E l'altro è come possiamo partire da quanto conosciamo come studiosi e chiedere all'intelligenza artificiale di cercare e proporci dei corrispettivi archeologici, visivi o testuali che vengono da altre fonti più o meno coeve e per proporceli su un tavolo digitale che noi possiamo utilizzare. Questo è il sistema di interoperabilità che stiamo studiando e che mettiamo insieme. Non lo promettiamo visto che non siamo da contratto, però lo stiamo facendo. E andando avanti con i diversi tipi di progetto vedrete che ogni fonte e ogni tipo di progetto aiuta a capire meglio la struttura. E quella struttura che avevo fatto vedere all'inizio delle 4 finestre oppure la visualizzazione unica del Fra Mauro hanno tutti gli stessi algoritmi sottostanti perché ogni nuova fonte contribuisce a migliorarli, insegna cose nuove e allo stesso tempo viene testata su tutte le altre fonti che già esistono e si vede se funziona. Quindi queste proposte di algoritmi dopo vengono prodotte in codice condivisibile, quindi come gli altri tipi di pubblicazioni sono citabili, ma non solo, sono utilizzabili in altri tipi di prodotto. E io dopo questo avrei anche alcune altre cose da far vedere, ma aprirei se ci sono delle domande. Poi vediamo cosa c'è.
intanto un doveroso grazie per questo, ci hai trasportato in un meraviglioso viaggio. Certo, Poliano, ma anche allargato a tante altre realtà di cui i nostri istituti di conservazione ci hanno tramandato la ricchezza. Quello che stavo un po' ragionando, sul quale stavo ragionando, è intanto l'umiltà con la quale vi siete posti nei confronti degli strumenti a disposizione e quindi cercare di scegliere tra quanto c'era e analizzarlo con attenzione. Il rigore e alla fine questa capacità di scelta e questa restituzione di cui oggi ci hai dato solo un esempio e che, venendo io da 42 anni di archivio tradizionale, fotocopie, digitale, cerca sui libri, ricorri alle fonti. La nostra fonte principale era la dottoressa Tiepolo, noi la chiamavamo il nostro governo ombra, quando dopo il 90 continuò a lavorare in archivio nel mio ufficio. Quando rimasi incinta andò lì e quando tornai disse vabbè, ma sai, ormai tu penso che ti devi occupare di altro. No, dico, voglio tornare in archivio, ma ovviamente ubi maior. Ecco, quindi la nostra ricerca delle fonti erano le persone che sapevano di più, oppure ricordi, ma so di averlo letto in quel libro, in quel... e come adesso invece sia così possibile mettere insieme, collegare e arricchire a sua volta la fonte sulla quale stiamo lavorando. Darei ora la parola a chi ha piacere di intervenire perché è stata veramente un'avventura mirabolante. Quindi chi vuole lascio volentieri il posto. Eccolo qua, sì, ha detto di parlare qua. Va bene, no, allora, sì, ma per carità, va bene, allora dicevo che io chiaramente non so niente di tecnologia, per cui sono stata affascinata da tutte queste cose. Quello che mi chiedevo è, insomma, un simile progetto deve per forza coinvolgere un team molto vasto, insomma, ecco, e per cui i progetti del genere non so come vengano sovvenzionati e come alla fine come da un'idea si riesca a mettere insieme, insomma, il team giusto, perché sono tutti, va bene quello, e poi farlo anche sovvenzionare, perché sono 4 anni che voi lavorate su questa cosa. Niente, era semplicemente questo, oltre che tutta la parte tecnologica che io non so come, insomma, venga. Grazie. Grazie mille. Grazie tanto per la domanda che dà l'opportunità di aggiungere delle informazioni a quelle che avevo già dato all'apertura, cioè delle istituzioni e delle persone che collaborano al progetto. In termini di finanziamento, cioè come è stato supportato questo progetto, la maggior parte del finanziamento è avvenuto, come si dice, in kind, cioè gli enti che collaborano al progetto hanno allocato delle risorse umane al progetto stesso, non al 100% ma parzialmente. L'Archivio di Stato aveva la dottoressa Paola Benussi, il dottor Andrea Erboso, i tecnici Salvatore Toscano e Salvatore Nalongi e Biccai, Marco Biccai, la Biblioteca Nazionale Marciana ha la dottoressa Orsola Braides, come Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte mi ci metto anch'io, e la parte che l'Istituto Veneto ha messo anche in contributo finanziario nella forma di 2 borse di studio o borse di ricerca che sono state messe a disposizione per lavorare sulla collazione del materiale edito con
le immagini e con gli originali. Quindi questo è il modo in cui è stato fatto. L'altra parte, sempre in kind, ma che ha coinvolto anche dei finanziamenti alla ricerca, viene dalla mia istituzione, la Nanyang Technology University di Singapore, con il Ministero dell'Educazione, che tramite i miei finanziamenti alla ricerca lavora in sinergia con il progetto. Questo è quanto abbiamo, ma abbiamo lavorato veramente con delle risorse limitate, ma che facevano e fanno alla bisogna. Non siamo andati a cercare un overwhelming funding per questo progetto, ma abbiamo cercato di lavorare con le persone che già facevano, e quello che ho sentito fosse il dovere mio come coordinatore è stato quello di coordinare delle realtà già esistenti, più che di superimporre delle strutture nuove. Quindi grazie tante per la domanda, che ha permesso di specificare un lato molto importante. Sì, no, premesso che è come il paese della cuccagna, insomma, questa cosa, un ambiente di questo, per chi studia i testi, le mappe e quant'altro, insomma, avere un ambiente coerente e così completo che permette proprio di buttare dappertutto l'amo per pescare notizie, fonti, insomma è una meraviglia. Avevo una domanda però specifica su un fatto. Io nei miei giochini con ChatGPT, ovvero sia con quella intelligenza artificiale che è disponibile, insomma, gratuitamente in rete, mi sono ritrovato a rimproverare a ChatGPT diciamo quelle che a me sembravano, insomma, non degli errori, ma delle cattive interpretazioni o delle inaccuratezze. E mi ha risposto con molta cortesia, anzi mi scuso, vabbè, mi scuso, ma dice: io lavoro su base statistica, quindi ho preso delle risultanze che erano possibili, ho preso quelle che statisticamente erano le più probabili. Ecco, mi pare di funzionare in un modo diverso, diciamo. Quindi nel passaggio, quel passaggio che è cruciale, interessantissimo, per me è una delle cose che mi interessa di più, dal testo all'immagine e così via. L'intelligenza artificiale lavora ugualmente su base statistica, tant'è vero che mentre no, il disegnatore no, disegna in base a quello che non sa. Cioè l'intelligenza artificiale dà un risultato sulla base di quello che sa. Il disegnatore dà un risultato in base a quello che non sa, perché l'unicorno non lo ha mai visto. L'intelligenza artificiale l'unicorno lo conosce bene. Ecco, questo era così, una piccola notazione. Grazie mille. Grazie tante per questi spunti di riflessione. Io ho visto 2 domande e mezza, 2 forse, per quell'altra mezza adesso poi vediamo, però le prime 2, allora, uno sono sul funzionamento di questi software che ci aiutano e non ci aiutano. Io ricordo sempre quando Umberto Eco faceva le sue lezioni su internet nei primi degli anni 90 e diceva che era uno strumento fantastico per coloro che sanno già le cose. Nel senso che andare dentro a un ChatGPT senza sapere come funziona quel software, e senza sapere la tematica e le metodologie della disciplina che si sta cercando di affrontare, è un suicidio intellettuale. Il modo per poter utilizzare questi sistemi è uno di capire come il sistema funziona, quindi sapere cosa aspettarsi e cosa non aspettarsi. Sono strumenti fantastici di una potenza inimmaginabile ancora. Allo stesso tempo, se volete andare a fare una domanda di diplomatica a ChatGPT, avrete delle risposte specifiche e molto coerenti se conoscete la diplomatica. Se non la conoscete, non vi aspettate nulla se non una poltiglia generica che viene da qualunque cosa. Ma se andate a fare delle domande specifiche e chiedete per ogni affermazione di dare una literature review, cioè di dare la bibliografia
e per la bibliografia di dare la selezione delle fonti principali, quelle vengono fuori tutte. E questo materiale c'è, però bisogna sapere come chiederle le cose. E dal punto di vista la seconda domanda, insomma la seconda cosa, come il rapporto di generare immagine e testo tra un miniatore medievale che immagina ciò che non c'è, questo unicorno, questo animale che non esiste, ma se lo immagina sulla base di quello che ha già dentro la sua testa. Il concetto è questo, cioè che quando leggiamo qualche cosa, il processo di lettura, almeno come le neuroscienze ce lo presentano oggi, la neuroestetica anche, il processo di lettura dell'immagine è proprio di trovare un match con quello che esiste già nella nostra testa. Questo è il modo in cui noi guardiamo o vediamo. Andare oltre il pensabile ed il visibile è cosa da pochi. Ecco perché usare questi strumenti qui ci può dare la possibilità di andare oltre quello che normalmente il nostro schema mentale ci fa vedere. Abbiamo le cose più banali che sono state all'origine Semir Zeki, che ha studiato queste cose a Londra principalmente, che ha fondato la neuroestetica, e i trompe-l'œil, guardando queste realtà in cui sappiamo benissimo che quelle due linee si devono incontrare o non si devono incontrare, però facciamo fatica a dire alla nostra testa che quella cosa è così. Possiamo dirglielo per un secondo, se chiudiamo gli occhi e li riapriamo, di nuovo le linee vanno in quella direzione. È molto difficile, questa è proprio la prova che è molto difficile uscire dai concetti. E per me questo è utilissimo, e grazie a Piero, insomma, scusate la divagazione, ma è importantissimo perché viviamo in una società molto più visiva di un tempo, forse tanto quanto il Medioevo, che era tanto visivo, e stiamo rientrando in certi tipi di sistemi. Il testo anche la parlata, io vedevo anche nell'uditorio voi l'attenzione che prestavate, insomma, quando parlavo oppure quando facevo vedere cose o quando c'era un video. È cambiata, l'attenzione è cambiata. E Semir Zeki ha fatto esperimenti su quadri di nudi, ha fatto vedere dei nudi a delle persone di diverse età, diverse etnia, con una diversità molto varia. E ha visto che c'erano certe immagini che stimolavano la parte del cervello collegata con la sfera del piacere, benessere o altro, e altre immagini che stimolavano la parte del cervello di brutto, paura o cattivo, che sono queste armi, ma in modo molto banale e diviso, e lo faceva con questi scanner fMRI e riusciva a vedere i movimenti delle aree del cervello a seconda di quello che faceva vedere. Il cambiamento grosso è stato quando ha inserito l'elemento culturale. Ad esempio Francis Bacon, avete presente queste figure, questi corpi di Francis Bacon, che non si possono certo definire belli, a meno che uno non abbia studiato storia dell'arte. E quello era il divisorio nella statistica. Quelli che non avevano studiato storia dell'arte, tutti attivavano la parte del brutto e era larga. Quelli che avevano studiato la storia dell'arte attivavano il senso estetico e quindi era bello. Quindi siamo in questi sistemi e stiamo entrando in una società che ci dà delle possibilità molto importanti, ma ricorderei quello che ci insegnava Eco, che bisogna entrarci molto attrezzati lì, perché altrimenti, come faccio con i miei studenti, è come andare in montagna, in escursione d'inverno, in costume da bagno. Si parte bene, ma non si torna più. E questa è la realtà di affrontare questi mondi e questi sistemi non attrezzati, ma principalmente per i più giovani. Serve l'attrezzatura giusta per entrare dentro e si avrà il massimo dei benefici e ci si godrà la gita in montagna nel modo migliore possibile, ma altrimenti non ce la facciamo. Poi l'altra mezza domanda, adesso ne parleremo. Grazie Piero. C'è qualche altra domanda? Curiosità anche
banalità, dobbiamo sfidare queste macchine. Io ci provo con una domandina terra che mi è venuta in mente adesso. Ci hai fatto vedere varie edizioni del manoscritto poliano, di quelli che sono, credo, 4 o 5 in tutto il mondo, nelle varie biblioteche. È molto semplice per voi con questo sistema mettere a confronto la stessa pagina sullo stesso argomento in 4 edizioni diverse? Grazie. Grazie tantissimo per questa domanda, perché penso vada sempre nel filone che abbiamo detto. È molto semplice se ci sono le persone che conoscono bene queste discipline, perché quello che abbiamo fatto, abbiamo lavorato sui 4 manoscritti miniati principali, e ce ne sono altri, ma quelli miniati, quelli principali sono 4. Abbiamo lavorato su quelli e abbiamo fatto prima di tutto un riconoscimento di come un'immagine si rapportava col franco-italiano, cioè a quale paragrafo di testo si rapportava. Dopodiché abbiamo voluto vedere quante immagini ne avevamo dello stesso testo e che differenza c'era. E poi abbiamo collegato queste immagini col manoscritto, e quello che si può fare adesso è di vederle insieme. Ma per giungere a questa realtà abbiamo dovuto creare una banca dati di lettura del testo, e siamo andati a vedere i manoscritti anche, perché abbiamo le immagini miniate che corrispondono al testo sul manoscritto, ma bisogna andare a vedere quale testo c'è e che parte del testo c'è. Quindi è un lavoro che ha richiesto delle competenze minime, ma d'élite, perché ha richiesto la capacità di leggere il manoscritto, quindi la paleografia, la capacità di conoscere un minimo di storia dell'arte per quei tipi di manoscritti, e di avere la capacità di leggere il testo anche nel franco-italiano per poterli collegare. E avendo fatto questo, adesso il tutto è fruibile in modo banale da un pubblico, anche dai bambini, insomma, che è quello che vogliamo dare, cioè vogliamo dare la possibilità di sfogliare il manoscritto e di capire quali sono i paragrafi che hanno delle immagini, quali non li hanno, o anche andando a cercare ad esempio parole o quant'altro, si arriva sul testo e si dice guarda che quel testo ha 4 miniature, quell'altro ne ha 2. E stiamo andando dopo per ciascuna di loro, quelle che hanno le 4, a testare dei sistemi di automatizzazione, perché il gioco che avete visto nel video è abbastanza interessante, ma l'obiettivo è di dire quando non abbiamo delle immagini, riusciamo a chiedere a un software di generare visivamente quel testo per poter dare dei benefici, e il beneficio ve lo faccio vedere adesso qual è, perché penso sia abbastanza interessante. Questo l'abbiamo sperimentato col Divisement du Monde, con un software testuale, prima di tutto, basato sempre sulle altre cose. Questo qui, questo possiamo saltarlo. Ecco, quando andate su uno dei testi, uno degli algoritmi che abbiamo messo, vediamo qui se me lo prende adesso. Ecco, uno degli algoritmi che abbiamo messo si chiama Sentiment Analysis. Sentiment Analysis sono software che vengono utilizzati sul web per profilare gli utenti, per capire come generare delle pubblicità che funzionano, come raggrupparvi come interessi, insomma per capire che cosa fate sul web quando lasciate tracce, chi siete, chi non siete e come funziona il tutto. Abbiamo provato questi algoritmi con un'azienda leader nel settore Senticnet, e la domanda è stata: ma come funziona se l'applichiamo su un testo antico? Cosa capisce di un testo antico? E questa è la risposta. In 1 millesimo di secondo c'è un lavoro che di solito con altri tipi di algoritmi ci vuole tanto per poterlo fare. Ad esempio ci sono tutte le parole chiave nel concept parsing, sono tutte messe qui, e ci dice che questo paragrafo è positivo al 72%, perché e ci dice che emozioni ci sono dentro. Questo qui è un primo modo per entrare nel testo senza entrarci, guardarlo da fuori. Poi, se si vuole andare in un meccanismo di interazione,
c'è il codice sotto, HTML, che potete andare a riutilizzare per generare altri algoritmi di ricerca che sfruttano queste chiavi. Un qualcosa di simile vogliamo farlo per l'immagine, cioè darvi una visualizzazione del contenuto testuale che potrà essere imprecisa, non esatta, quant'altro, ma genera un dialogo. Ma sempre, come ci siamo detti, genera un dialogo con chi quelle cose le sa. E questo diciamo spesso ai più giovani. Non si entra in questi sistemi magici delle tecnologie senza aver fatto la paleografia, l'archivistica e la diplomatica. Non è possibile, purtroppo o per fortuna. Guarda, non so se sulla